Sì, tutto nasce in realtà da un amore sfrenato verso questo paese dove tu sei nato, dove tu conosci ogni singolo angolo, ogni singolo cortile. Per cui ti viene l'idea e da 13 anni noi siamo qui ad emozionarci ancora all'apertura di questo presepe dopo almeno 3 mesi di lavoro, di costruzione del presepe, cercando di creare delle novità a 360 gradi, tradizione a 360 gradi, tradizione culinarie, quindi odori antichi, sapori antichi, ma anche dei momenti artistici di grande livello. Il presepe si trasforma in un teatro a cielo aperto, per cui i visitatori saranno secondo me molto soddisfatti di venirlo a visitare in tanti, come sempre è stato. Sono orgoglioso di essere il primo cittadino di una città meravigliosa come Agrigento. Peraltro Montaperto è uno dei quartieri più significativi della nostra città, perché è un borgo siciliano a tutti gli effetti. Non potevamo mancare questa edizione che peraltro si trova in un anno per noi importantissimo come capitale italiana della cultura. Montaperto rappresenta le nostre tradizioni, e tutto sommato è un borgo dove si viveva di pastorizia e di agricoltura, quindi si mettono in evidenza anche le nostre tradizioni. Ringrazio il dottor Amato, il consigliere provinciale, ringrazio anche il presidente della provincia, ringrazio tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte, magari che non si vedono, che però hanno fatto tantissimo oggi per essere qui. Sono bei momenti che allietano il Natale, ma sono momenti anche particolari perché aprono le porte ai cittadini e anche ai non cittadini, perché oggi abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno che ci siano le manifestazioni come queste, che sono manifestazioni storiche. L'Agrigentino in particolare, sui presepi si distingue perché c'è anche il presepe di Cammarata che è storico, e in tutti gli altri paesi si fanno anche piccoli presepi, però si allietano le piazze, si allietano le strade, si dà la possibilità di uscire le persone, perché oggi tra tablet, telefonini, tv, siamo quasi tutti incollati a casa. Questi sono momenti di convivialità che consentono di uscire e di ritrovarsi alle vecchie tradizioni. È Natale ed è giusto che queste cose si facciano. Montaperto ormai è diventato un presepe importante, noi siamo qua proprio per questo, perché è giusto partecipare, è giusto dare il proprio segnale, ma principalmente è giusto dare un segnale forte affinché queste manifestazioni si conoscano anche all'esterno e possono essere anche momenti di sviluppo del territorio. Ma è stato qualcosa allora di molto innovativo, qualcosa di lungimirante. Sentivo tanta gente che parte dalle città, anche da Palermo, dai paesi limitrofi della città, per venire qua. Quindi se finanziare un'opera di questi significa portare turismo, non posso che essere soddisfatta, abbiamo centrato l'obiettivo. E poi sono le tradizioni popolari, la mia delega riguarda anche la tutela e la salvaguardia delle tradizioni, che non devono essere mai perse, perché una città senza passato è una città che non ha futuro. È una cosa importante, perché è un piccolo borgo di appena 300 abitanti, dove ancora usi, costumi e comportamenti sono rimasti quelli di un tempo. Riuscire a mettere su un incontro in cui attraverso il presepe, Santo Natale, si riordinano un po' l'interesse verso questa realtà, credo che sia una cosa importante. Non dobbiamo abbandonare mai i borghi, non dobbiamo mai isolare realtà genuine come questa, perché credo che siano ancora quelle zone dove c'è un valore straordinario delle relazioni interpersonali, che portano non altro portare benefici al nostro territorio. Quindi bene hanno fatto a continuare a organizzare questa realtà, e bene hanno fatto le amministrazioni che hanno dato un contributo perché questa cosa riuscisse nel miglior modo possibile. Benvenuti al presepe di Montaperto!